sono Barbara Leone della cooperativa sociale Scenari Verdi di Nuoro, è nata nel 2011. Scenari Verdi è una cooperativa di tipo B che si occupa degli inserimenti lavorativi, dell'inclusione sociale dei pazienti psichiatrici segnalati dal centro di salute mentale e dell'inserimento lavorativo di ex detenuti che vengono segnalati dal servizio web di Nuoro. Le persone che vengono inviate dai servizi noi le inseriamo in due tipologie di progetti. Alcuni sono inseriti nella bottega delle eco-opportunità che è a Nuoro all'interno del parco Grazia Deledda e lavorano come addetti alle vendite. La bottega delle eco-opportunità è una bottega che si occupa di articoli di riciclo e di ecosostenibile. Un altro gruppo di ragazzi invece si occupano di carta riciclata, quindi recuperano la carta da macero dai servizi o dagli enti pubblici, c'è il conferimento nella cartiera, la cartiera poi trasforma questi prodotti in quaderni e noi ci occupiamo anche della distribuzione dei quaderni. Dal 2015 abbiamo sperimentato un piccolo progetto che noi chiamiamo la Bottega Diffuse, che è sull'economia della condivisione. Siamo 5 punti commerciali, Città del Sole, Eticando, Tuerra, C'era una volta, Le Ricucite, che si basa su 3 punti cardine, quindi abbattimento degli spazi fisici, condivisione delle idee e degli articoli commerciali, abbassamento della competitività. Grazie alla collaborazione di questi articoli, questi esercizi commerciali, noi abbiamo potuto mettere su un progetto sull'infanzia sostenibile. Le idee commerciali che un negoziante ha non vengono ritenute esclusive, no? Perché molte volte i commercianti dicono ho avuto questa idea di portare questo articolo e chiedo l'esclusiva. No, in realtà lui lo condivide con me che sono un altro esercizio commerciale e mi dice ho avuto questa idea, ti piace? Sì, allora portala anche nel tuo negozio. E infatti nel nostro negozio c'è non solo le nostre idee ma anche le idee di tanti altri negozianti. E questo ci è sembrato molto carina e speriamo anche che possa essere un'idea rubata anche da qualcun altro. E ci è sembrata una bella idea economica. Nel senso, nel mio negozio non troverai solo le mie idee e le mie scelte, ma anche le scelte e le idee di qualcun altro e di tanti altri. E anche nei negozi di qualcun altro potrai trovare le mie idee. Poi da un punto di vista economico, nel senso che i prodotti rimangono di proprietà, lui ha fatto l'investimento, è suo, l'incasso sarà suo, però lo puoi trovare anche da me, io prendo una piccola percentuale sulle sue idee, lui la prende sulle mie. Questo è un esempio di condivisione, questi sono articoli Città del Sole, sono le idee di Città del Sole e le stiamo proponendo nei Scenari Verdi. Ce n'è una in particolare che ci vuoi illustrare? Allora, sì, il Guerriglia Gardening, che è uno di quei giochi che piace tantissimo ai bambini e che unisce tutti i bambini del mondo. E in che cosa consiste? Allora, sono le biglie di semi, argilla e semi. I bambini si fanno accompagnare al parco dai genitori, lanciano le biglie come se fossero delle bombe, corrono, dove è caduta la biglia scavano una piccola buca, seppelliscono. Grazie alle condizioni climatiche, pioggia e sole, dove loro hanno buttato una biglia, spunterà un fiore. Questi sono i fiordalisi, le margherite, i papaveri e le primule. È un bellissimo gioco. Guerriglia Gardening è nato in Spagna tanti anni fa e ormai è un gioco internazionale.